Eder, Mech, Pallister. Per quanto riguarda quello che stanno dicendo delle 3 ore, delle quello e quell'altro, certamente non risponderò a loro, risponderò al PM quando sarò sentito. Sono venuti a casa mia decine e decine di volte, abbiamo chiacchierato, io parlo così, e certamente hanno visualizzato un po' tutto quello che è stato la mia giornata del 14 dicembre, e poi anche nei giorni successivi, indubbiamente. Adesso, oggi sono 19 mesi e 10 giorni che Liliana non c'è più. E ancora oggi io non so cosa sia successo esattamente. E io mi sto domandando da sempre, io parlo quasi ogni giorno anche con criminologi, per sapere un po' cosa può essere successo. Quando sono venuto a Trieste, quando ho lasciato la mia famiglia, sono venuto a Trieste per stare con Liliana nel 1995 e poi mi sono trovato praticamente così, ho lasciato l'attività col giornale, anche perché il giornale in quel periodo là si era unito tra le 2 testate, Piccolo e Messaggero, di conseguenza chiedevano un fotografo solo e praticamente mi sono trovato senza lavoro in quel momento lì. Comunque cercavo di rimediare le cose, comunque facevo matrimoni, varie cose qua. E dopo piano piano, visto che Liliana lavorava in regione, ero solo, non sapevo cosa, e mi sono inventato questo lavoro dei coltelli. Ho detto che tra l'altro non avevo la minima alba di quello che potevo fare, non sapevo proprio niente. E piano piano mi sono inventato questo lavoro. Io mi ricordo che Liliana mi parlava bene di questa persona, che loro si conoscevano da ragazzi, facevano assieme ad altre persone, facevano dei picnic. Poi quando lo incontravamo per strada, Liliana mi diceva: guarda, questo è Covalero, Fulvio, che comunque siamo rimasti così, che ogni tanto vado a bere un caffè con lui, qua e là. È più di un anno che ci siamo incontrati, siamo andati un po' in giro, la Slovenia, per farmi vedere un pozzo che lui aveva ristrutturato. L'ho portato un po' di qua, un po' di là. Quello che è stata sempre la mia convinzione, è che Liliana ha subito questa aggressione verbale e fisica. A causa di questo ha avuto lo scompenso cardiaco. Chi era con lei non poteva chiamare l'ambulanza, chiunque fosse, perché aveva evidenti segni delle percosse in faccia. Secondo me, dopo che a Liliana è successo quello che è successo, qualcuno potrebbe aver utilizzato una certa quantità di acqua ossigenata per togliere le tracce, e quindi questo spiegherebbe la presenza dell'otoidrossichinolina, perché è l'unica sostanza che in realtà rimane. Io sono, purtroppo per me, l'ultimo che ha alcun diritto per dire qualcosa, perché sono un illustre sconosciuto, però sono convinto di aver rimesso molto di più di tutti i parenti stretti, marito per primo, perché il marito lei non lo considerava più tale, secondo me, e da alcuni mesi. Ho sentito Claudio Sterpin esternare per l'ennesima volta il fatto che loro erano amanti, che Liliana gli aveva detto che voleva lasciarmi. Ma sono cose veramente assurde e pazzesche. Cosa ne sa lui? Liliana non parlava con nessuno, guarda, credimi. Parlava delle cose così, però profondamente delle nostre cose, non parlava con nessuno, neanche con suo fratello. Che lei avesse avuto qualche problema, se vuoi ne possiamo parlare. Lei aveva da quando è morta sua madre, da quando ha lasciato il lavoro e poi il Covid, ha segnato un po' la vita di Liliana. È stato un calvario, anche perché lei soffriva di osteoporosi, di conseguenza era terrorizzata da questo, veramente. E il nostro rapporto era vicino, profondo, lo dimostrano tantissime. Io non devo rispondere ai familiari, a questo presunto amante, ma di cosa stiamo parlando? Capisci che lui cambia versione in un momento. L'altro giorno ho sentito una sua dichiarazione dicendo che non è niente vero
del suo rapporto con Liliana e che lui non può parlare perché è preoccupato che qualcuno gli possa fare del male, veramente. Siamo arrivati, sono venute da me, mi pare, un mese fa, diciamo, un po' più di un mese fa. La sera, no, adesso non mi ricordo, verso ora di pranzo, mi hanno fatto vedere che comunque dovevano fare una perquisizione nella casa, così, un'osservazione, così. Sì. Avevano portato via il computer, un tablet, telefonini, 2 telefonini che stavo usando, più altri 3 che avevo, roba vecchia che avevano lì in casa. No? Noi eravamo dei burloni, capito? La nostra vita era bellissima, fantastica. Eravamo forse troppo invidiati. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.